parla addirittura di riscatto della lingua siciliana, ma di noi siciliani in generale. Il microfono è. Buonasera a tutti. La domanda: chi verifica quando ci esistono delle presepio che non è un presepio, è un cantiere. Di chi un presepio l'avessimo a fare a Noaci, avessimo chiesto a Noaci i veri pastori, no? Continua a venere, ma non aveva bisogno dei pastori fasulli, dei pastori finti, magari che sul vecchio è vero non diventato. Aveva bisogno di Noaci che diventavano i pastori, di Noaci che facevano studi seri. E poi che state vedendo? Un vecchio parlino, un Paolo, che mi riusciva dall'amica della bella malattia dell'operazione, e che Noaci ci mauro, perché pare che si stava sbagliando, io non sapevo che. Ma manco un tempo per ripigliare un pochino di forze. Un'altra volta cominciavo a concepire come Elisabetta e Zaccaria andavicchiania, ripigliavo queste forze che andando non la fare più, e cominciavo a pensare, ma da sopra sta canonica non potesse diventare un presepio, non potesse diventare sto posto, un equipe che non hanno casa, che non hanno tetto, vogliono stare magari per una nottata. E sto presepio non sa finire mai fino a quando non cominciamo a fare sto cialano, fino a quando un Signore che cammina ancora in mezzo a noi non cammina sopra i nostri piedi, non tiglia i nostri mani per guarire, per dare una carizza all'altro. E poi state vedendo una parrocchia che è una parrocchia scelsa, diciamo la parrocchia sciaca. Hanno potuto nascere e essere presentati per esempio i libri, un primo e un secondo si sta facendo a proposito di cercare di essere tutte cacche, quando dicevo di Cantina, Francesco Grasso, i libri che parlano di San Benigno, quartiere repubblicano. E però Caiccia hanno conosciuto queste cose. E Caiccia stasera, mio frate Alessio, la reala, la lettura, fatta a capallata di Sonaci, di tutte le noci che si toccano, un siciliano. Sto siciliano che poteva diventare la lingua dell'Italia e diventava lingua dei mafiosi. Sto siciliano che poteva essere lingua dei poeti e noi invece la affrontavamo e parlavamo siciliano solo per ridere, per sghizzare. Ecco, stasera pensandoci, quando il Signore venne parlavo come parlavano i suoi compaesani, non parlava latino, non parlava greco, non parlava inglese, non parlava italiano. E allora sto parlando in siciliano la stasera, sto portare ancora un Vangelo in siciliano significa ascoltare la lingua che era dei nostri padri, dei nostri maggiori, ma non ce l'ha contato mai in siciliano il Vangelo. Quasi non da mai perché non mi conta catechismo e messa prima latino, poi italiano, siciliano mai. E allora Alessio, che aveva aperto cuore la stessa sede della Samaritana quando si trovava davanti a Tiburzo, adesso mi vuole regalare questa lettura nella lingua che è Somaci e nostra madre. E adesso c'aveva lo stesso bisogno di cuore che abbiamo chi che sono affamati e assedati di giustizia e cerca Dio come pace. Noi ci siamo qua stasera per questo motivo, pamore del pace e pamore della pace. Io vi ringrazio che ci siete e la benedico e vi auguro di ascoltare e di pregare insieme a noi.